In onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Prendi le chiavi della Vespa che andiamo. No, sono depresso. Come sei depresso? Dai che andiamo. No, sono depresso. Te lo giuro sui BGs, un'altra volta. La faccio finita. È meglio sparire. Vi lascio la fotografia. Baciavo la carra. La faccio finita. E fammi il piacere. Cosa dovrei dire io? M'han sorpreso con Mina. Ruba una bici e andiamo, chi lo sa. La prendo sul serio, sai. Fuggiamo alla grande, fuggiamo da star. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora? E con la bici fuggiamo e chi lo sa. Si parte sul serio, dai. Partiamo alla grande, partiamo da star. Sotto questo sole bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere. Allora, so io cosa facciamo? Facciamo che andiamo. C'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando bacini, dai si va. Aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato, ci sta. Sotto questo sole bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Non c'è neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare sotto questo sole, rossi col fiatone. Non c'è neanche da bere. E cosa sta scappando? Sì, ma sono detto che la candela non spingi, guarda che sta scappando, che la vinci. È con un'amica, prendi la vinci. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, è tornata la Capitaneria di Porto, abbiamo riaperto i locali oggi, lunedì 3 di agosto dell'anno del Signore 2026,
Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Il disco start, Francesco Baccini e Ladri di biciclette, Sotto questo sole del 1990 con la Paolo Belli Band, signore e signori. Allora, caro Simone, buon lavoro anche a te, grazie. 340-670-9659 se volete essere dei nostri. Apriamo il telefono 0292947222 se volete dire la vostra, commentare le ultime news che vi abbiamo squadernato, è vero, nel corso della rassegna stampa di stamattina. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Adesso noi ce ne andiamo a vedere naturalmente le ultime news e naturalmente cerchiamo di scoprire cosa accade nell'universo mondo. L'ANSA, eccoci qua, la tragedia, incidente aereo in Perù, sospese le operazioni della compagnia aerodiana. Misura adottata fino alla conclusione delle indagini, 7 italiani tra le vittime. Poi ancora Medio Oriente, Teheran, al momento non sono in corso negoziati con gli USA, vedete, ve l'avevo detto che era una sceneggiata. L'enclave, il governo di Ceuta, ci sono ancora tra 3.000 e 5.000 migranti. Von der Leyen e Sanchez, la migrazione è una sfida europea. Incidente sulla Terni Rieti, le vittime sono il conducente sul bus e 5 turisti. Primo piano, l'annuncio, Ariana Grande si ferma per un anno dopo il tour, cancellati il debutto nel West End, la pop star si prende una pausa, la pressione dell'opinione pubblica sulla sua salute. Vediamo poi un'altra notizia, sempre che la pubblicità sul sito dell'ANSA ce lo permetta, se no noi passiamo tranquillamente ai colleghi dell'ADN Kronos. Vediamo un momentino anche l'ADN Kronos, apriamo pure la pagina della BBC. Giornata molto calda, come potete ben vedere. Che gradi fate a casa? Quanti gradi avete in casa? Soprattutto dove vi trovate? Io spero siate al mare a farvi i bagni, se no la Capitaneria di Porto a cosa serve? O anche eventualmente in montagna. Tra l'altro quest'anno la montagna sta prendendo un sacco di presenze rispetto al mare. Apertura ai privati naufragata, sempre l'ANSA, la UEFA minaccia azioni legali contro Infantino, la FIFA avvisata, non distruggete i documenti relativi in vostro possesso. Mamma mia, qui siamo veramente a una situazione di quelle clamorose. Andiamo a vedere che tempo fa, va, andiamo dai nostri amici del meteo.it, ci andiamo a leggere le previsioni del tempo. Nel frattempo vi ripeto 0292947222 se volete essere dei nostri e se volete dire la vostra. Allora, il meteo.it apre con questo titolo: settimana di caldo africano, pochi temporali. Caldo africano senza tregua, attesi picchi fino a 40 gradi nei prossimi giorni, da lunedì e poi in settimana ondata di caldo in intensificazione con temperature in ulteriore aumento su tutta l'Italia. Temperature prossime ai 40 gradi a Firenze e Bologna, 38 a Milano, Torino e Roma. Temporali isolati su Alpi, Prealpi, Appennini. Tra venerdì 7 e sabato 8 agosto, forti temporali al nord, altrove resiste l'anticiclone africano. Quindi ci dobbiamo tenere un pochettino di caldo. Vediamo un po' le previsioni sintetiche a cura di Antonio Sanò del meteo.it. Lunedì 3 agosto prosegue il dominio di un vasto anticiclone subtropicale che si espande su tutto il paese. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, clima già molto caldo. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forza intensità.
serata maggiormente stabile e asciutta su tutte le regioni, umidità elevata. Martedì 4, un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a dominare su tutto il paese. Anche la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature massime sempre molto elevate e disagio da caldo. Al pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Infine, mercoledì, regime di alta pressione africana, tempo soleggiato molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera. Umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo. Venti da direzioni variabili, mari poco mossi, quindi ci tocca una bella botta di caldo e vabbè, sopravviveremo anche a questo. Qualcuno ci manda questa foto di San Jeremy Clarkson, protettore dai motori elettrici. Jeremy ha in mano il motore GTD dell'Alfa Romeo. Certo, ce n'è anche la versione col motore V6 Busso, quello che ho io. Jeremy Clarkson, proteggici dai motori elettrici. Ciao Antonino, quanto ci mancherà che le tue trasmissioni della tua musica, un genere che mi piace moltissimo. Baci Alessandra da Novara. Baci a te, cara Alessandra, ci mancherebbe. Andiamo oltre, vediamo l'ADN Kronos. Il telefono comunque è aperto, 0292947222, così ci raccontate anche se state mangiando, che vi state mangiando con sto caldo. Io di solito con sto caldo o l'insalata di riso o l'insalata caprese, più tranquilla, più serena. Ceuta, Spagna contro Roma, è il paese con maggior numero di clandestini in Europa, ma allarme Italia accolto da 21 paesi. Il ministro degli esteri spagnolo Albares: è l'unico confine esterno dell'Unione Europea che è terrestre con l'Africa. Non possiamo affrontare quel confine come affrontiamo qualsiasi altra città di confine. La lettera promossa da Italia e Danimarca, firmata da 20 stati. Ops! Com'è sta storia? Spagna. E allora? Spagna, il governo Sanchez, la Spagna è tutt'altra cosa. Ucraina, il PD risponde al Conte, sciogliere nodi con le primarie, grave errore, serve sintesi tra i partiti. Alessandro, forme della segreteria Schlein, credo che chi si candida a guidare il paese deve saper unire. Iran, l'annuncio di Trump, al via nuovi negoziati. Teheran, al momento non sono in corso i colloqui con gli USA. Incidente sulla Rieti Terni, scontro frontale tra pullman e camper, 6 morti, 34 feriti. La procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Caldo record oggi, lunedì 3 di agosto, scatta l'allerta, 25 città da bollino rosso, signore e signori. Rischi per la salute della popolazione in generale, non solo per i più fragili, la mappa dell'emergenza. Ma la situazione è calda e mi pare però che la politica stia un po' girando a vuoto, un po' naspando, anche perché ora comincia il periodo delle feste di partito, quindi sarà interessante vedere che cosa succederà. A proposito, ma voi ve le ricordate le feste di partito di una volta? Feste di partito erano sostanzialmente 2, quelle che calamitavano gente in una maniera clamorosa. Una era la festa dell'unità, che facevano i comunisti con il panino con la salsiccia e tutto il resto, e poi l'altra festa era la famosa festa della democrazia cristiana, perché nella democrazia cristiana, come ha osservato saggiamente Roberto Gervaso, quanto ci manca l'intelligenza e l'ironia di Roberto Gervaso, i democristiani si chiamavano amici, soprattutto quando amici tra di loro non erano affatto. E però queste feste erano sempre un momento per ritrovarsi, erano sempre un momento per, anche nei paesi, per vivere la politica, come potrei dire, con molto coinvolgimento. Ed
era un modo anche per fare gruppo, contarsi, per cercare di condividere idee, passioni importanti. Secondo me quello spirito c'è ancora, perché mi è capitato di andare a feste locali della Lega, mi ricordo a Sumirago sono andato con il grandissimo Pier Vittorio Scimia, quella sera venne il ministro Giorgetti che arrivò, me lo ricordo, con sto pantalone grigio e la felpa, no la felpa, la polo di colore verde, molto semplice, in mezzo a tutti i militanti, e questa è la cosa più importante, perché è qui che tu, come potremmo dire, coltivi, dai benzina al partito, perché il partito vive nel momento in cui c'è questo contatto tra la base e il vertice e c'è la discussione. Poi chiaramente chi deve prendere le decisioni prende le decisioni, ma il momento in cui si è tutti assieme è importante. E ne parlavo l'altro giorno con il nostro Lorenzo Viviani, perché lui, lo sapete, va sempre a Pontida a friggere le acciughe. Quindi questo è ritrovarsi e fare gruppo, che fa anche partito. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Glorioso, ma anche tutto il resto. Sono Marco da Mantova, ciao Antonino. Sì, ti ho riconosciuto, ma il glorioso è il compare, mica io, Lo so, l'ideologo di Aria Fritta. grandioso nonché glorioso. Esatto. Mi Il hai triplice fischio. sbloccato un ricordo di quando avevo 17, 18, 20 anni. Le feste di partito. Io all'epoca non mi occupavo di politica, io all'epoca facevo il disc jockey. Sì. E c'era la grandiosa, quella davvero era perché durava 40 giorni, festa dell'Avanti. Sul Abelfiore, che è un quartiere di Mantova affacciato sul lago, su uno dei 3 laghi di Mantova, sul lago inferiore. E figurati, c'erano tutte le radio libere della città, c'erano 5 o 6 radio, adesso non è rimasta nemmeno una, Quindi Sì. a Mantova non abbiamo neanche una radio lì, una radio privata, sono morte tutte. E per noi disc jockey era bellissimo, a parte che c'era un sacco di ragazzi e tutta Mantova in quelle sere lì in genere era praticamente, partiva ai primi di luglio e finiva ad agosto inoltrato, e c'erano un sacco di ragazzi che venivano anche dalla provincia, non soltanto da Mantova, ma era una festa grandiosa perché non c'era soltanto la musica e magari di fianco a 100 metri c'era la conferenza del partito o dei partiti, c'erano anche le concessionarie d'auto, c'erano le concessionarie di moto, cioè c'erano le attività che pagavano per far vedere la loro merce. Quindi era qualcosa di veramente molto importante. C'erano ovviamente gli stand gastronomici, ti dico che si mangiava anche tutto sommato abbastanza bene. Quello è un ricordo che mi si è sbloccato. In quel periodo io suonavo per 2 o 3 radio, quindi non soltanto per una radio ma per 2 o 3, facevo anche le feste dell'unità, che c'erano anche quelle a Mantova, e mi è capitato qualche volta di partecipare con una radio anche alla festa dell'amicizia, della DC. Quindi mi è sbloccato un bellissimo ricordo. Allora scusa, qual era meglio? Amicizia? Lasciamo stare il compenso che ti davano. Anzi no, chi pagava meglio? Comunisti, socialisti o DC? No, ti pagava la radio. Ah, ok. Senti, ma qual era quella più... Allora, se ti devo dire, la radio bene o male ti pagava sempre quello. Le radio ti pagavano, mi ricordo, erano mi sembra 50.000 lire, stiamo parlando dell'84, 85, 86. E ti posso dire che se tu ti facevi 10, 15 sere per uno studente alla festa dell'Avanti che ne aveva 40 di sere, era un bel prendere per uno che aveva 16-17 anni. E dopo la più bella in assoluto era la festa dell'Avanti, perché la festa dell'Avanti era la meglio organizzata, era la più grande di tutte le altre, anche perché insomma tu avevi 40 giorni di festa e ci venivano veramente i pezzi grossi, non soltanto dei partiti mantovani, ma avevi anche dei personaggi nazionali che venivano. Quindi era l'attrattiva per il partito. Era ovviamente il partito che si mostrava
ai cittadini, mostrava la sua organizzazione, ma c'erano anche le attività commerciali che erano lì apposta proprio per quella ragione lì, perché c'era tutta Mantova e c'era anche buona parte della provincia che girava. Certo. Io ti parlo E quindi a una certa ora partiva il DJ set che facevi tu? Sì, in genere erano le 9:30 e dopo a mezzanotte dovevi spiantare per l'ora del silenzio. Questo certo. succedeva per tutte le feste di partito, ma per tutte le feste in generale, quindi che tu fossi nel paesetto, che tu fossi nel parco che c'era a Belfiore, che c'è tuttora quel parco, il parco è molto ben tenuto ed è molto grande, in questo modo c'era la festa che lo occupava per metà. Quindi questo è quello che mi hai fatto ricordare, del quale io ti ringrazio. No, sono io che ringrazio te perché ci stai raccontando un'Italia intanto che non c'è più, ma poi visto appunto dal lato di chi faceva divertire i militanti e non solo, che andavano a ste feste. Allora ti vorrei chiedere questo, ma in queste feste ti è mai capitato di vedere che si sfiorasse la rissa? Per esempio entrava un plotone di comunisti e cominciava a fischiare mentre parlava l'onorevole socialista o DC e viceversa? Che io sappia non è mai successo niente. C'era rispetto tra i partiti, c'era rispetto tra le persone che facevano parte dei partiti, ma quel rispetto, Antonino, sai perché non c'è più? Perché hai tolto l'osso alle cagnette, a dirla come De André. Tu avendo tolto l'osso alle cagnette, le cagnette non possono più avere l'osso, perlomeno fino alle prossime elezioni, sono sul disperato e quindi purtroppo i comunisti, questo te lo dico perché ho degli amici ancora da quando ero adolescente, con i quali intanto ci vediamo per scherzo, magari anche semplicemente perché siamo in centro e ci incrociamo, ci abbracciamo, come stai, come non stai, però poi mettono dei post su Facebook da paura, Cioè dici, ma come? Una persona che magari ha un'indole docile, buona come quella che posso avere io sono una persona molto controllato, difficile che io perda la pazienza, cioè non cado nelle provocazioni. Ma anche queste persone qui, che ormai hanno la mia età, quindi io ho 60 anni appena compiuti, quindi stiamo parlando di persone di un paio d'anni più, un paio d'anni in meno, però mettono dei post su Facebook che sarebbero da denuncia. Cioè, e ti chiedi, ma come? Una persona che se la trovi in centro e ti metti a chiacchierare, si parla del più e del meno, ci si scambia delle opinioni riguardo a tal cosa, come fa a mettere su Facebook delle cose del genere? Cioè, allora hai due personalità. Semplicemente loro non tollerano di essere stati scavalcati. Cioè la sinistra è democratica, la democrazia per la sinistra c'è soltanto fin quando ce l'è al potere. Quando ci sono gli altri non è più democrazia. Purtroppo sono arrivato a questa conclusione, ma non è così. Cioè il popolo va bene soltanto se vota te? E allora mi viene in mente quel famoso aforisma che devo averlo detto anche a te qualche volta: il popolo non è d'accordo, allora cambiamo il popolo. Ed ecco la giravolta verso gli stranieri, verso gli immigrati, che anche se sono di un'altra religione, che anche se hanno dei valori completamente opposti ai nostri, che non hanno nemmeno il rispetto o perlomeno la considerazione dell'eguaglianza tra uomo e donna, perché sappiamo che nell'Islam l'eguaglianza tra uomo e donna non esiste perché non è contemplata nel Corano, però per la sinistra va benissimo. È quella sinistra che ti parla di patriarcato quando c'è un deficiente che non ha rispetto della moglie o della fidanzata e la corica di botte o l'ammazza, poi però se la cosa succede nel mondo dell'Islam, vedi Saman, Abbas, nessuno dice niente. Questo è quello che penso io. Cioè è stato perso il rispetto, non c'è più rispetto per la parola degli altri, perché non coincide con la tua. Esatto. Questo è quello che penso io. Ti lascio proseguire la trasmissione, Antonino, ti ringrazio.
Ciao. No, grazie a te perché è veramente piacevole, ma poi questo è il bello della radio. Allora, mi aveva scritto l'amico Alberto da Colnago nel corso della rassegna stampa. Ciao Tonino, prima che te ne vada vorrei sapere cosa ne pensi in merito a due questioni sociali importanti, l'eutanasia e l'omosessualità. Sono leghista dal 1987 e ritengo queste due questioni che debbano essere trattate politicamente con le molle. Io ritengo che l'eutanasia debba essere concessa facendo una legge che metta dei paletti per evitare di creare un far west, come in sostanza si è fatto per l'aborto con la legge 194. Sul discorso omosessualità direi che pochi paletti, ma servono anche qua. Io ad esempio farei divieto alle coppie homo di poter avere figli in nessun modo. Alberto, io non chiederei l'eutanasia per me, perché sono cattolico, credo che tocchi a Dio il momento di dire basta e spero e prego che anche per me, mio bisnonno Michele diceva Signore, quando ce la devi mandare, mandacela corta e netta. Una breve agonia e la chiudiamo qua, insomma. Ecco, spero e prego anch'io che me la mandi corta e netta quando sarà il mio momento. Però resta sempre un fatto, c'è gente che per tanti motivi non riesce a sopportare, c'è gente che molto spesso resta sola. Quell'ascoltatrice l'altro giorno ha messo il dito nella piaga. C'è gente che magari non sente più il desiderio di vivere, non sente più il desiderio di resistere. C'è chi dice non me la sento di soffrire perché magari le cure palliative non l'aiutano, non ce la fa e così via. E allora che si fa? Allora che si fa? Questo è il punto. E allora è inevitabile che, come diceva Arturo Carlo Jemolo quando ci fu tutto il dibattito sull'aborto nel 1978, è evidente che ci vuole una legge anche in questo caso. Una legge che regolamenti, c'è una sentenza molto chiara della Corte Costituzionale. Badate, sto dicendo le stesse cose che ha detto l'altro giorno Luca Zaia, personaggio che mi sembra tutto fuorché di sinistra, Luca Zaia. Però ha ragione, anche perché se non si muove il Parlamento, poi ogni regione dopo fa da sé. Perché il Veneto comunque, come vedete, c'è un dibattito in Veneto su questa cosa. E allora la domanda è: che facciamo? Facciamo che ogni regione vada alla carlona e divengano le mete del turismo eutanasico? Facciamo che lo Stato prende una decisione e dice c'è questa cosa? Non è obbligatoria. Però siccome ci sono delle decisioni che noi prendiamo a vita e morte nella nostra vita e purtroppo sono decisioni che prendiamo sempre da soli, non abbiamo la possibilità di dire mi confronto, faccio, dico. Ci sono dei sì o dei no che noi dobbiamo dire lì per lì, e ce ne assumiamo la responsabilità con la nostra coscienza e con Dio se uno ci crede. E allora che si fa? Non so, io la penso come Zaia, una legge ci vuole. A questo punto sì. Vi suggerisco su Netflix La Grazia, il film di Paolo Sorrentino. È un buon tema di riflessione. Ma adesso io stacco perché è il momento del TG di Radio Libertà, poi ci ritroveremo con Giancarlo Bigazzi e Marco Falaggiani, l'arrivo dal film Mediterraneo del 1991. A dopo. Per la tua